Quando i mariti sono vittima di un tradimento amoroso, le mogli per fare presto fanno questo pranzetto e fanno prima e seconda ambres, però non è vero, perché è una cosa saporita e veloce. Pigliate carta e penna, venite a presa a me. La mia solita caccavella antiaderente, olio abbondante perché si ci mettete ci ho trovato, e il solito spicchietto d'aglio. Nell'olio caldo fate rosolare l'aglio e ci calate le fettine di carne. Ecco qua, io ho preso queste che si chiamano a Napoli, chiamano palettina, palettelle. Sono tenere e morbide. Mi raccomando, ne facete cuocere assai, giusto un minuto, una buttata e una girata. Devono essere quasi crude. Nell'olio che avete fritto la carne ci buttate i pomodorini e il basilico. Aggiustate di sale e a sentimento origano. E fate cuocere 10 minuti. Adesso rimuovete l'aglio così e ci andate a calare tutte le fettine che avete fritto prima e fate cuocere giusto 5 minuti. Vediamo che si assapora tutto così insieme. Questo non era il pranzo preferito di mio padre. Mio padre si faceva un po' la faccia storta quando vedeva che sto pranzo qua e diceva vicino a mia mamma: è tenuto che fa oggi? Mi hai fatto un mangiare? No, diceva mamma, non ci tenuto a fare niente, ti ho fatto la carne a pizzaiuola, la carne a toia, perché in realtà questa si chiama carne a pizzaiuola. E mo buttateci pure un bello mezzaniello spezzato, bello pieno di parmigiano, e vi facete pure lo scarpariello. Buona giornata a tutti quanti.